La Regione detta i tempi per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. Il governatore e i consiglieri eletti sul territorio Abruzzo illustra lo studio di fattibilità sulla cittadella della salute. Il Presidente ha già pronto il cronoprogramma. Il sindaco di Polistena invita i cittadini alla mobilitazione in difesa del diritto alla salute. Il comprensorio dice è penalizzato. Il problema esiste in tutta l'area della piana di Gioia Tauro, ma nonostante le promesse la situazione non è migliorata. Nel 2015 la rivolta dei migranti ospitati in un centro di accoglienza a Spineto di Aprigliano svelò le condizioni fatiscenti in cui vivevano gli ospiti della struttura. Dopo 2 anni di indagini sono 7 gli indagati. Nuove rivelazioni sulla scomparsa di Maria Chindamo, l'imprenditrice sparita nel nulla misteriosamente nel maggio 2016. Affidabili, secondo gli inquirenti, le rivelazioni di un collaboratore di giustizia. Prosegue l'opera di demolizione delle costruzioni abusive alla Tonale di Palmi. L'operazione della Guardia Costiera sta dando i suoi frutti. Scoperta dalla polizia a Reggio Calabria una vasta piantagione di droga con annesso laboratorio. Conferenza stampa del questore di Cosenza. Il futuro, sostiene il dottor Conticchio, è nella sicurezza partecipata. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la sanità in primo piano con il nuovo ospedale di Cosenza, definiti i tempi, il primo step sarà a dicembre, quanto affermato dal governatore Oliverio che ha illustrato lo studio di fattibilità ai consiglieri regionali eletti nel territorio Abruzzo. Chiaro il percorso per la realizzazione di quella che è stata battezzata come una vera e propria cittadella della salute. Sentiamo. Sul tavolo il progetto del nuovo ospedale di Cosenza, attorno al tavolo il Presidente della Regione Mario Oliverio e i consiglieri regionali eletti nel territorio Abruzzo, incontro bipartisan, ci sono gli esponenti della maggioranza e dell'opposizione, il segnale è chiaro ed è quello della condivisione del percorso che porterà alla realizzazione dell'infrastruttura sanitaria. La riunione è seguita ad un primo confronto a Catanzaro tra lo stesso governatore e il sindaco Occhiuto. Primo punto affrontato, l'area dove ubicare il nuovo ospedale. Uno studio che ha considerato 3 ipotesi di sito, una quella indicata dal sindaco di Cosenza sul vecchio ospedale dell'Annunziata sul Colle Moio, l'altra quella di Vagliolise e la terza che è stata individuata dal gruppo di progettisti, quella dell'area dello stadio in prossimità delle cupole geodetiche. Si procederà per step, il primo a scadenza dicembre. Entro il 31 dicembre di quest'anno sia concluso il lavoro relativo alla istruttoria, alla conferenza di servizi che sarà convocata per l'approvazione definitiva, la individuazione definitiva del sito, l'approvazione dello studio di fattibilità, perché dal 1° di gennaio si passi alla seconda fase, che è quella della realizzazione della progettazione necessaria perché poi si proceda con le gare nel rispetto della legge e l'ospedale possa avere le condizioni per essere cantierato. La realizzazione del nuovo ospedale sarà l'occasione, ha sottolineato il governatore, per riqualificare anche il sito dove sorgerà il plesso che già viene definito cittadella della salute. E pensiamo contemporaneamente di affidare allo stesso studio di progettisti la valutazione necessaria per la riconversione e la riqualificazione dell'area intorno a Vagliolise, nella ipotesi che la scelta cadrà su Vagliolise o su appunto l'area dello stadio, di via degli Stadi, di recuperare e riqualificare quell'area, rifunzionalizzare l'area della ex Annunziata attraverso la realizzazione della cittadella della salute. L'Annunziata noi riteniamo che possa essere, l'Annunziata è l'area circostante all'Annunziata, possa essere la realizzazione di una grande novità nel panorama nazionale. Andiamo in un'altra area, sempre parlando di sanità, perché il sindaco di Polistena invita i cittadini alla mobilitazione in difesa del diritto alla salute. Il comprensorio dice è penalizzato. Sentiamo.
Sarà una grande manifestazione per la difesa del diritto alla salute dei cittadini, per il rilancio della sanità pubblica e dell'ospedale SPOC di Polistena. Come annunciato l'estate scorsa, il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, rilancia la protesta e individua nella data del 28 ottobre una mobilitazione di piazza simile a quella tenutasi 2 anni fa, per ribadire l'urgenza di cambiare registro sui temi della sanità regionale e territoriale che riguardano in particolare i servizi dell'ospedale di Polistena e della Piana di Gioia Tauro, sempre più ridimensionati nella funzione fondamentale di assistenza ai cittadini bisognosi di cure. È da qualche anno infatti che la sanità del nostro territorio si regge su un equilibrio instabile. Lentamente, afferma il sindaco, le strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali stanno subendo una serie di tagli senza che sia garantita localmente un'alternativa di assistenza adeguata. Viaggi della speranza che si associano alla cattiva gestione delle politiche sanitarie. Personale medico e paramedico in pensione non sostituito, inadeguatezza degli spazi, nessun investimento strutturale e strumentale, programmazione e assunzioni bloccate sono solo alcune delle questioni, oltretutto spesso agitate, quali alibi da chi chiede per giustificare l'ulteriore progressivo depotenziamento degli ospedali esistenti sul nostro territorio. Queste problematiche, continua Tripodi, ormai croniche, si estendono anche ad altre 3 grandi aree del territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, la Piana di Gioia, la fascia ionica bassa ed alta, l'area dello Stretto, rispetto agli standard nazionali previste dalle leggi vigenti in materia sanitaria che regolano il rapporto tra posti letto e popolazioni residente. Infatti i circondari della città metropolitana sono pesantemente penalizzati, potendo contare realmente su un numero di posti letto ospedalieri e non solo inferiore alla metà di quelli stabiliti dalla legge. Nella Piana di Gioia nemmeno 150 posti letto reali per un bacino di utenza pari a 180.000 abitanti. Ecco perché occorre, prima che indifferenza e inefficienza divengano normalità e abitudine, ribadisce ancora il sindaco battagliero, far parlare la piazza e di conseguenza manifestare la disperazione di cittadini senza servizi ed operatori sanitari che in queste condizioni lavorano con grande difficoltà. Sempre per la sanità, dopo mesi di attesa e incertezze, pare proprio che l'iter amministrativo della pratica relativa alla Casa della Salute di Chiaravalle stia procedendo speditamente senza ulteriori ostacoli. Lo dice il consigliere regionale Sinibaldo Esposito, che esprime pubblicamente il plauso per l'avvenuta approvazione dello schema di convenzione tra il Dipartimento regionale e l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro da parte del commissario Scura. Parliamo invece adesso di cronaca. Nel 2015 ricorderete la rivolta dei migranti ospitati in un centro di accoglienza a Spineto nel territorio di Aprigliano, una rivolta che svelò le condizioni fatiscenti in cui vivevano gli ospiti di questa struttura, poi chiusa da prefettura e magistratura. Sono arrivati gli avvisi di conclusioni delle indagini per 7 indagati. Sentiamo. Questo era il clima nell'agosto del 2015 nella struttura di accoglienza di Spineto, nel territorio di Aprigliano. All'interno dell'ex ristorante Capriolo nei giorni precedenti erano avvenuti fatti violenti tra gli immigrati, ma ben presto quel disagio sfociato in litigi e aggressioni aveva assunto le sembianze di un campanello d'allarme per una situazione intollerabile che riguardava le condizioni di vita all'interno del centro. Alla nostra troupe, durante la realizzazione del servizio, non fu permesso di entrare nella struttura a documentare quanto sostenevano i migranti nelle interviste. Racconti diametralmente opposti alla versione che ci venne riferita agli operatori del centro e molto più in linea con le immagini girate con i cellulari dagli stessi migranti e inviate alla nostra redazione per corroborare la propria verità. Il resto della storia lo hanno scritto la prefettura di Cosenza e la magistratura. Il centro venne chiuso dopo un sopralluogo che accertò le condizioni fatiscenti in cui vivevano gli ospiti e le indagini da subito fecero sorgere forti dubbi sull'esistenza dei requisiti per tenere aperta la struttura. Dopo 2 anni il procuratore aggiunto Marisa Manzini ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di 7 persone, tra cui il proprietario dell'ex ristorante e i componenti della cooperativa che aveva in gestione il centro. Nuove rivelazioni sulla scomparsa di Maria Chindamo, l'imprenditrice sparita nel nulla misteriosamente nel maggio del 2016. Affidabili, secondo gli inquirenti, le rivelazioni di un collaboratore di giustizia. Sentiamo.
Che fine ha fatto Maria Chindamo? È dal 6 maggio del 2016 che si cerca di dare una risposta a questo interrogativo. Le uniche tracce dell'imprenditrice di Laureana di Borrello rimangono la sua auto col motore ancora acceso davanti ai cancelli della sua azienda agricola a Nicotera. All'interno dell'auto alcune macchie di sangue, nient'altro. Da quel giorno la 44enne è svanita nel nulla. Per giorni gli inquirenti hanno setacciato quella zona scavando nei terreni, già perché l'ipotesi è che Maria Chindamo sia stata uccisa e poi fatta sparire, forse sepolta in qualche podere vicino al luogo in cui per l'ultima volta è stata vista. Un mistero che va avanti da 1 anno e mezzo. Adesso dell'imprenditrice scomparsa parla un collaboratore di giustizia. Si tratta di Giuseppe Di Masi, coinvolto nell'inchiesta Lex della DDA Regina, che ha inferto un duro colpo alle cosche di Laureana di Borrello. Di Masi avrebbe riferito agli inquirenti di aver appreso da Marco Ferrentino, capo dell'omonima cosca di Laureana, che probabilmente all'imprenditrice gli hanno fatta pagare, alludendo al fatto che la donna aveva avuto una relazione extraconiugale e il marito, non accettando la separazione, si era suicidato esattamente 1 anno prima della scomparsa di Maria Chindamo. Certo non è molto, ma potrebbe essere una traccia da seguire. Gli inquirenti hanno da subito escluso il coinvolgimento dell''ndrangheta nel rapimento di Maria Chindamo, ma è vero che in quelle zone le cosche sono a conoscenza di tutto ciò che accade. Allora, chi gliel'avrebbe fatta pagare? Mistero. Quel giorno i sequestratori hanno manomesso l'unica telecamera della zona, quella che avrebbe potuto filmare la presenza e i movimenti di chi ha deciso di prelevare con la forza l'imprenditrice e portarla con sé per poi farla sparire. La donna probabilmente si è difesa, eppure nessuno sembra aver visto nulla. Una storia che presenta molti lati oscuri, diversi aspetti ancora da chiarire. La Commissione regionale contro l''ndrangheta in Calabria ha tenuto i suoi lavori nei locali della cooperativa Progetto Sud di Lamezia Terme, organizzata e presieduta dal consigliere Arturo Bova, presente il consigliere Franco Sergio, presidente della prima commissione consigliare a Palazzo Campanella, già promotore di un disegno di legge relativo al gioco d'azzardo e alla ludopatia. Nel corso dei lavori a porte chiuse sono stati affrontati temi concernenti la recrudescenza degli episodi delittuosi in danno di imprenditori, cooperative e associazioni che gestiscono beni confiscati all''ndrangheta. È stato ascoltato anche Don Giacomo Panizza, fondatore e amministratore di Progetto Sud. Demolite le costruzioni abusive alla Tonnara di Palmi, continua l'opera di pulizia avviata dalla Guardia Costiera. Nei giorni scorsi, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, con la partecipazione della Polizia di Stato, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, si è proceduto alla rimozione delle opere abusivamente installate sul litorale demaniale antistante il lungomare della località Tonnara di Palmi, già sequestrate nel corso di un'operazione condotta in primavera dalla Capitaneria di Porto di Gioia e dalla dipendente delegazione di spiaggia di Palmi. Con la rimozione delle opere abusive sequestrate, al cui smaltimento ha provveduto l'amministrazione comunale di Palmi, è stato possibile sgombrare l'area demaniale pari a ben 600 metri quadrati, che così è stata restituita alla pubblica fruizione. L'operazione compiuta si inserisce nella quotidiana attività della Capitaneria di Porto di Gioia e della Delegazione di Spiaggia di Palmi, finalizzata al controllo del territorio di giurisdizione e in particolare alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di tutela del demanio marittimo. Le immagini che avete visto si riferiscono all'area prima dello sgombero, quando erano occupate da capanne messe su dai pescatori locali. Oggi tutto questo non c'è più. Il questore di Cosenza Giancarlo Conticchio ha tracciato un bilancio, incontrando questa mattina giornalisti nella questura di Cosenza, delle attività di tutti gli uffici della Polizia di Stato della provincia di Cosenza. Ha sottolineato l'importanza della prevenzione e della sicurezza partecipata. Sentiamo Anna Franchino. Il dato è di quelli da sottolineare, cioè che i reati in provincia di Cosenza sono diminuiti notevolmente, soprattutto nell'ultimo periodo. La prevenzione e il rapporto con i cittadini ed in particolare con i giovani, che devono crescere nella legalità, ma anche il corretto uso di cellulari da parte di automobilisti e pedoni, sono stati gli argomenti trattati nel corso dell'incontro voluto dal questore di Cosenza Giancarlo Conticchio con gli organi di stampa per illustrare l'attività svolta dagli uffici della Polizia di Stato della provincia di Cosenza nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e degli esercizi pubblici, nonché dell'attività di controllo ai flussi migratori. Oltre il dovere di stimolare i miei uomini, ho anche il dovere di stimolare i cittadini per una collaborazione. Insieme si fa di più e tanto. Non svela le cifre il questore, che dice: I numeri servono a confondere. Io
ho il compito di non confondere, ho il compito di informare. Stiamo lavorando con un trend positivo che mi porta a ritenere che strada facendo i dati negativi si abbasseranno e aumenteranno quelli positivi. Conto molto sulla prevenzione. Parla di sicurezza partecipata, una sinergia con tutte le forze buone del territorio che devono collaborare per far sì che i cittadini possano sentirsi al sicuro. La sicurezza non è un problema che deve riguardare solo ed esclusivamente la forza di polizia e le forze di polizia. La sicurezza la si partecipa in diversi modi, ognuno facendo la propria parte, l'amministrazione comunale, l'amministrazione provinciale, la regione e gli altri enti presenti sul territorio. Un'attenzione particolare va rivolta agli studenti e ai ragazzi per evitare che vengano indotti all'uso di stupefacenti. C'è una falsa convinzione che la droga leggera non faccia male. C'è la convinzione che adesso la marijuana viene usata per scopi terapeutici, ma viene usata per scopi terapeutici, quindi vediamo l'altra parte della scienza medica cosa dice circa l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti. Stiamo facendo controlli con le scuole, abbiamo avviato una serie di momenti di incontri, ma siamo convinti che se viene apprezzato e viene capito il valore della regola, parecchie cose possono cambiare. La condanna a 30 anni di reclusione è stata chiesta dal PM Callea nei confronti di Alex Orfei, 32 anni, titolare di un circo, nel processo con rito abbreviato per l'omicidio di Werner De Bianchi, avvenuto il 12 agosto del 2016 a Santa Domenica di Ricadi. Omicidio commesso, secondo l'accusa, in concorso con 3 romeni dipendenti del circo dello stesso Orfei, sotto processo anche loro, ma con rito ordinario davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro. Adesso altre vicende, altre storie, i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Beni mobili e immobili per un valore di 920.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza Vincenzo Vitale di Guardavalle, ritenuto vicino alla cosca dei Gallace operante nell'area ionica di Soverato. Vitale era stato coinvolto nell'operazione denominata Itaca Free Boat, che aveva portato all'arresto di 25 persone. Coltivava canapa indiana, grazie ad un efficiente sistema di irrigazione e ad un attrezzatissimo laboratorio la trasformava in droga. Un 32enne già noto agli inquirenti è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gioia Tauro. L'uomo è stato trovato in possesso di 140 kg di cannabis. Gli agenti hanno fatto irruzione in un appezzamento di terreno nel pieno centro abitato di Gioia, rinvenendo una vasta piantagione composta da circa 1000 piante di cannabis, alte oltre 2 metri e pronte per essere raccolte. Oltre 140 kg di pescato, mancante della documentazione relativa alla tracciabilità, sono stati sequestrati a Palmi dal personale della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. Il prodotto ittico, alici e seppi, a seguito di ispezioni effettuate dai veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio, è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e di conseguenza destinato alla distruzione. È stata individuata dai tecnici dell'ufficio acquedotti del comune di Catanzaro la rottura della condotta idrica che da ieri sta causando disagi nell'erogazione del servizio idropotabile in un'ampia zona del centro storico. La situazione, pur evidenziando ancora alcune criticità, fa sapere una nota del comune, sta lentamente migliorando, ma per una completa normalizzazione si prevede debbano trascorrere 24-36 ore. Su quest'ultimo argomento c'è stata una riunione in prefettura, Luisa Latella si è preoccupata della situazione, il sindaco ha partecipato a questa riunione accompagnato dall'assessore alla gestione del territorio e la situazione è stata analizzata, c'è anche una situazione riguardante delle analisi che hanno dato esiti preoccupanti, ma è stato spiegato, evidentemente si è pescato nel fondo di un deposito dove c'erano evidentemente delle particelle residuali, questo si è detto durante la riunione. Violenza sulle donne e processo mediatico è stato il tema di un partecipato incontro nel Tribunale Bruzio, vediamo. Cronaca e media confronto a Cosenza. Nella biblioteca Arnoni del Tribunale Bruzio l'incontro su un tema delicatissimo,
Violenza sulle donne, processo mediatico. Obiettivo, ha spiegato Katia Vetere, promotrice dell'evento, è stato quello di far conoscere aspetti tecnici di vicende attuali e drammatiche di violenze di genere e della funzione fondamentale dei mass media, soprattutto per il loro ruolo di conoscenza e prevenzione del fenomeno. All'iniziativa hanno preso parte il generale Garofalo, che è stato a capo dei RIS, l'avvocato Nicodemo Gentile, noto per le sue difese in processi importanti come quello di Sara Scazzi, e il giornalista Remo Croci e il direttore di TEN Attilio Sabato. L'avvocato Vetere, che è anche presidente regionale dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, ha inoltre precisato che il convegno è stata anche l'occasione per parlare di alcune forme di violenza, spesso taciute, come quelle in famiglia e ancor di più l'alienazione genitoriale. I lavori sono stati introdotti da Stanislao De Santis, commissario del Consiglio dell'Ordine Forense. All'incontro hanno portato i saluti il presidente del Tribunale Maria Luisa Mingrone e il procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo. L'evento è stato patrocinato dall'Ordine e dal Comitato per le pari opportunità rappresentato dal presidente Rossella Masi. Il 22 ottobre il referendum sulla fusione tra Corigliano e Rossano. I giorni scorsi hanno sotto l'intervista del consigliere regionale Graziano. Oggi la replica del Comitato dei Liberi Cittadini di Spezzano Piccolo, il centro in cui ha prevalso il no alla fusione per Casali del Manco. Vediamo. E conto alla rovescia a Corigliano e Rossano, dove il 22 ottobre i cittadini si esprimeranno sulla fusione e decideranno di diventare un'unica città, come accaduto nel marzo scorso a Casali del Manco. Vedremo. Intanto proprio da Casali del Manco, in particolare da Spezzano Piccolo, l'unico borgo che aveva espresso parere contrario, i liberi cittadini in una nota precisano che la fusione dei paesi della Presila è ancora sub iudice, essendo pendente presso il TAR Calabria il ricorso contro la fusione presentato da più di 200 cittadini. Nella nota anche la risposta all'intervista telefonica rilasciata alla nostra rete da Giuseppe Graziano, al quale, ricordano, è scritto nero su bianco, a Spezzano Piccolo ha prevalso il no. Il comune si è trovato annesso forzosamente dal Consiglio regionale al nuovo ente, nonostante a dicembre 2016 con l'articolo 16 della legge regionale 46 si sia modificata la legge 9 del 2016, abolendo il calcolo dei voti sull'intero bacino interessato. La seconda precisazione riguarda la legge 46-2016 a cui Graziano ha fatto riferimento. È vero, si sostiene nella nota, che ha eliminato il calcolo dei voti dell'intero bacino, ma è pur vero, si precisa, che la legge modificata è scritta in maniera equivoca e lascia enormi dubbi interpretativi, tant'è che nei paesi della Presila è stata intesa che comunque i voti si calcolano sull'intero bacino. Pensare che al referendum tra Corigliano e Rossano possa essere applicata in maniera diversa è quantomeno azzardato. Anche gli elettori di Corigliano e Rossano concludono, così come è avvenuto per i cittadini di Spezzano Piccolo, e quindi concreta la possibilità di vedere calpestata la volontà popolare. Le giornate d'autunno del FAI arrivano anche a Fuscaldo per scoprire l'antica arte degli scalpellini. Il FAI, acronimo di Fondo Ambiente Italiano, nato nel 1975, oltre ad accogliere quanto richiesto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, punta anche al valore culturale e identitario italiano, che tra l'altro è anche tutelato dall'articolo 9 della Costituzione, che recita: «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione», e lo fa attraverso alcune importanti iniziative. Tra queste la giornata FAI d'autunno, che il 15 ottobre interesserà in tutta Italia 600 località da visitare. Anche in Calabria sono previsti diversi itinerari e tra questi c'è Fuscaldo, la ridente cittadina del Tirreno cosentino che troppe volte è stata interessata da disagi ambientali come l'erosione costiera. Finalmente non si parla di mareggiate a Fuscaldo, ma si parla di eventi culturali di grande prestigio che mettono in evidenza appunto non solo il centro storico, ma soprattutto un antico mestiere, quello degli scalpellini, perché la scuola degli scalpellini di Fuscaldo è stata una scuola che è stata straordinaria nel corso dei secoli, che ha operato non solo nella nostra città, ma ha operato nel mondo. In questa giornata riusciremo a far vedere come si realizza, come si modella la pietra, oltre alle guide che faranno conoscere tutti i palazzi che meritano considerazione nello stesso centro storico.
Il FAI ha deciso di scegliere Foscaldo perché ha scoperto in questa perla del Tirreno una ricchezza inaspettata. Abbiamo individuato nei portali quello che è uno dei motivi di orgoglio di questo bellissimo borgo, ossia quest'arte che peraltro sta purtroppo andando via via scomparendo, che è quella degli scalpellini. Peraltro nell'itinerario scelto abbiamo inserito la visita al laboratorio dello scalpellino e nei portali di grande pregio, ecco, si esprime tutta l'arte. Saranno quasi 4.000 i volontari che domenica 15 ottobre per tutta la giornata e in tutta Italia accompagneranno i visitatori nelle 600 diverse località e in 170 itinerari a tema per sensibilizzare tutti alla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro bel paese. Nella seconda intervista naturalmente Daniela Versace, responsabile del FAI Giovani Cosenza. E adesso andiamo a Vibo, Lectio Magistralis sul patrimonio italiano nell'ambito del Festival Leggere e Scrivere. C'è un altro modo di intendere e vivere il rapporto con i beni culturali, soprattutto lo straordinario patrimonio archeologico di cui è ricco il nostro territorio. Da qualche tempo un approccio diverso sta avviando un importante dialogo con i cittadini che a Vibo Valentia è vissuto con interesse e partecipazione. La presenza in città del Presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero, Giuliano Volpe, ha rappresentato una conferma confortante. Inclusione, riscoperta e valorizzazione, queste le sue parole d'ordine con il passaggio da una tutela basata sui vincoli ad una di tipo sociale, come da qualche tempo accade a Vibo Valentia, dove un funzionario illuminato ha cambiato il modo di operare, dando spazio ad un gruppo di giovani archeologi entusiasti e competenti, capaci di avviare un proficuo dialogo con i cittadini. Museo diffuso rischia di far diventare qualcosa di estrapolato dal suo contesto, invece noi dobbiamo valorizzare il contesto, la complessità, e il paesaggio italiano è il contesto dei contesti, quindi Vibo Valentia nella sua città, nella sua sovrapposizione storica, stratificata nel corso dei secoli, andrebbe innanzitutto conosciuta nella sua complessità, tutelata in maniera ovviamente che impedisca un blocco, ma che consenta una trasformazione rispettosa, quindi non un museo che isola un oggetto dal suo contesto, ma un sistema che va innanzitutto compreso nella sua interezza. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Come anticipato nelle puntate precedenti, l'espansione dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale sta favorendo un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche. Infatti anche le temperature subiranno un ulteriore rialzo, specie le massime, e si raggiungeranno valori gradevoli visto il periodo. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì, generali condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili momentanee coperture potrebbero interessare i litorali tirrenici della Calabria centro-meridionale. Temperature in ulteriore lieve rialzo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì, mari calmi o poco mossi con moto ondosi in aumento sul Mar Ionio, con venti deboli dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno, debole settentrionale sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata.